Di lungo la stradalte, Flumignan è un dei tanti paesi che fin de antichità hanno condividuto la storia del Friuli. Il documento più antico che menziona Flumignan viene dal 1174, ville sotto la Maripleve di Flambri. Testimoni di questo antico passato è un'eglise dal XV secolo, intitolata ai Santi Pieri e Paoli, è inglobata in un'eglise tanto più grande, settecentesca. Come che si può vedere, si entra per stesse porte antiche di una volta. E la sua navata è fa di sacrestie a iglesie più grandi. In fondo si erade di un quartel e è visibile la preziosa abside fresciata, mete di queste piccole opere documentarie. Si entra in te abside, superant l'arc sant, insiorat con le figuris di sis profetis. A ciampe si viodin Gione, Samuel, Deneel. A drete Barnabe, Zaccarie, Davide. In te face basse dal muro de abside, liberate de smaltis in un moment più recent, si può inviodi le figuris dai 12 apostoli, a scominciare di San Pieri e Sant'Andrea. Des 5 grandi lunis che sono parsore dagli apostoli, sono stati interpretati come gli 3 talmieci. Di fronte è la crocifissione. A drette la conversione di San Paoli, a ciampe il Signore che al consegna gli sclas dal paradiso a San Pieri. In te vele parsore de crocifissione si vede il pari eterni che al tenta ai genoi i libri de parole di Dio. Ai drette e ai ciampe dal pari eterni a son i vangelisti cui si attribuis iconografics. Marc, Matteo, Zuan, Luca. E per finire, i freschi pitturati ai fin dal 1400 in assenza di più precisi orientamenti storici, sono di attribuire a scuole dai Tumiegins
artis che avvegni di Tuniec. Mandi!